tutti, sono Marco Trevisan di libroarbitrio.it, sono un aforista e un ricercatore indipendente, mi occupo di spiritualità e di simbolismo. Riprendiamo in mano la rubrica L'antroposofia in pillole. Eravamo rimasti ai 4 corpi sottili, quindi corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale ed io. Adesso parleremo dell'uomo spirituale nelle sue 3 facoltà animiche, ovvero pensare, sentire e volere. Perché c'è questa differenza tra uomo spirituale e uomo fisico? Semplicemente perché l'uomo pensa, sente e esercita una volontà quotidianamente. Queste 3 facoltà, pensare, sentire e volere, sono 3 facoltà immateriali e proprio per questo motivo sono di tipo spirituale. L'uomo quindi quotidianamente le usa costantemente, ma le dà quasi per scontato, non se ne accorge neanche. Essendo un percettore dell'ambiente fisico, si reputa uomo in quanto essere fisico, cioè in stazione eretta, che ha 2 braccia, 2 gambe e quant'altro, ma l'uomo fisico è solo ciò che ricopre l'uomo spirituale, che invece agisce costantemente. Anche se c'è da dire che la materia è stata molto importante per l'uomo, perché tutto il mondo fisico era indispensabile per far sì che l'essere umano diventasse autocosciente e cosciente. Cosciente dell'ambiente che lo circonda e autocosciente per il fatto che attraverso appunto una delle facoltà, in particolar modo il pensiero, riesce a dire io a se stesso. Infatti l'autocoscienza è proprio quella capacità che ha l'essere umano di dire io a se stesso attraverso un concetto astratto e quindi una rappresentazione nella propria anima. Essendo l'uomo un essere animico spirituale, cioè un possessore di anima, diciamo che la differenza a grandi linee tra anima e corpo astrale è il fatto che nel corpo astrale un essere riesce a riflettere l'influenza e le facoltà del proprio io. Questa è un po' in soldoni la differenza appunto tra corpo astrale e anima. Essendo appunto l'essere umano un essere spirituale fisicizzato, potremmo dire, visto che abbiamo scoperto che l'uomo spirituale ha queste 3 facoltà e l'uomo materiale altro non è che il ricoprire di materia fisica questo uomo spirituale. Come dicevo poc'anzi, l'esperienza nella materia è stata indispensabile all'essere umano affinché diventasse cosciente e quindi diventasse anche cosciente, più o meno, vedremo, di queste 3 facoltà animiche. Infatti la pressione, l'urto che attraverso il corpo fisico fisicizzato dell'essere umano fa con il mondo esterno, questo ha fatto sì che le forze nel proprio corpo fisico accendessero, potremmo dire così, la sua coscienza e diventasse quindi cosciente del mondo esterno, ma anche autocosciente di se stesso e di poter dire attraverso la facoltà del pensare, appunto attraverso il concetto io a se stesso, e quindi sentirsi una coscienza completamente separata dal mondo e anche dalle altre coscienze umane o dagli altri tipi di coscienza che sono gli animali, i vegetali e il minerale, che a loro volta hanno un tipo di coscienza nel piano materiale sempre diversa da quella umana. Il pensiero, quindi, questa facoltà è di natura eterica, cioè è fatta di sostanza eterica, e l'organo che riflette appunto il pensare è il cervello. Il pensiero infatti è quella facoltà animico-spirituale che con la quale l'uomo riesce a pensare ciò che gli dei, diciamo così, ciò che le gerarchie celesti hanno già pensato. Una gerarchia pensando è anche creatrice. L'uomo a questo livello evolutivo non può farlo, può però attraverso il pensare
Quindi un pensare pensato dagli dei, questo può fare l'uomo, quando questo pensiero si infrange nel cervello fisico, passando per quello eterico, riesce a trasformare questa azione spirituale praticamente in concetto. E quindi infatti l'uomo di oggi pensa per concetti, concettualizza. Cos'è il concetto? Il concetto è un'impressione astratta di tipo immaginativo che riesce a creare nella propria anima. Va detto anche questo che durante l'evoluzione di un individuo l'essere umano può pensare quello che le gerarchie gli lasciano pensare in base alla propria evoluzione. Tutti gli uomini hanno un pensiero e di ciò che riescono a pensare riescono ad avere il controllo abbastanza del proprio pensiero, del fatto che se osservando un fenomeno traggono una conclusione sbagliata, se ne rendono conto e possono correggerla. Quindi è la facoltà animico-spirituale dove l'uomo può esercitare una vera e propria libertà, anche se è una libertà diciamo limitata, perché appunto in base all'evoluzione dell'uomo le gerarchie fanno sì che l'uomo possa accedere a determinati livelli di pensiero. Quindi ricapitolando, il pensiero appunto è di natura eterica, si riflette nel cervello fisico e ha una caratteristica che può essere influenzato dal mondo esterno, però quando tende a oggettivarsi e quindi in particolar modo quando questo accade, quando si occupa della verità, ok? Lì in quell'istante l'uomo, quindi quando si occupa della verità, riesce realmente a esercitare un pensiero libero. E questo è per quanto riguarda, diciamo, il pensiero. Il sentire, allora, a differenza del pensiero, si trova in un'altra regione corporea. Come abbiamo visto, il pensiero si trova nell'apparato neurosensoriale, quindi nel capo e nei sensi. Il sentire, se vogliamo correlarlo a un distretto corporeo, si trova nella regione polmonare cardiaca. A differenza del pensiero, che abbiamo visto è la facoltà che oggettivizza l'uomo, cioè nel senso che quando osservo un pensiero o un soggetto o un fenomeno e mi occupo della verità di quel fenomeno, di quel pensiero, tutti gli uomini vedono la stessa identica cosa, cioè c'è qualcosa di oggettivo. Il sentire invece è quella facoltà che individualizza l'uomo, cioè nei confronti di quel fenomeno, di quel pensiero, di quella persona, insomma di un soggetto che l'essere umano osserva, ok? Determina il rapporto tra l'oggetto osservato e se stessi. Quindi è un rapporto prettamente personale, quindi soggettivo e non oggettivo. Il sentire è proprio ciò che individualizza l'uomo, mentre il pensare lo oggettivizza, cioè è ciò che lo accomuna, ok, con gli altri uomini. Il sentire lo individualizza, cioè si differenzia. Infatti, un esempio molto semplice, una persona potrebbe provare simpatia per una persona, la stessa persona per quella persona potrebbe provare invidia, potrebbe non piacergli, eccetera, eccetera. Questo è proprio tipico dell'agire del sentire. Infatti il sentire agisce per risonanza, cioè risuona a livello di sensazione o di emozione all'interno nell'interiorità umana. C'è questo fenomeno appunto di risonanza e proprio per questo
questa risonanza non è comune a tutti gli uomini, ognuno ha la propria. Infatti le cause di questa risonanza non sono comuni a tutti e soprattutto sono ciò appunto che individualizzano l'uomo. Abbiamo detto appunto che la regione, il distretto corporeo del sentire è la regione cardiopolmonare. A livello di qualità spirituale, come abbiamo detto per il pensiero, che quando tende a oggettivarsi e si occupa della verità conduce l'uomo alla libertà, il sentire invece, quando il sentimento è impermeato, diciamo così, o pervaso dall'amore, crea la fratellanza. Quindi sul pensiero abbiamo la qualità spirituale della libertà, mentre sul sentire abbiamo la qualità spirituale della fratellanza. E quindi il fatto di percepire interiormente il mondo esterno come parte di noi, che è la stessa cosa che fa il pensiero quando si occupa della verità oggettivandosi. Tutti vedono la stessa cosa. A livello del sentire invece tutti, come dire, ci percepiamo con un medesimo sentimento in questo caso, appunto per il fatto perché il sentire tende a individualizzarsi. Per quanto riguarda invece il volere, lì è fatto di sostanza fisico-spirituale, quindi il Devachan superiore sarebbe la regione spirituale, fisico-spirituale che per l'occultismo sarebbe calore animico. Cioè, quando si parla di fisico a livello esoterico, a livello occulto, si intende appunto il calore animico, il primo calore saturnio di cui è nato il nostro cosmo ed è nato anche il tempo, diciamo il tempo vivente, non il tempo cronologico. Però non mi dilungo su questa cosa perché si aprirebbero altre parentesi. La volontà, una cosa solo dico sul sentire, che e la collego subito anche alla volontà. Mentre la volontà, durante la coscienza di veglia, diciamo così, il pensare, l'uomo è cosciente di ciò che sta pensando e ne ha anche, come dire, il dominio. Del sentire ne ha una coscienza sognante, perché? Perché sente quello che prova, ma non può in qualche modo cambiarla, interagire. Infatti l'unica pratica che riesce a accorciare il range dell'emotività o delle sensazioni, ma più dell'emotività che delle sensazioni, è la pratica dell'equanimità. Una persona che fa pratiche di equanimità giornaliere potrebbe, come dire, essere meno vittima della propria emotività. Però questa è ciò che in questo periodo evolutivo un uomo, a meno che non sia un iniziato, insomma, può fare per dominare un po' la propria emotività. Quindi ne ha una percezione di livello, si dice, sognante. Per quanto riguarda la volontà, durante la coscienza di veglia, l'essere umano ha una coscienza di sonno profondo. Come mai, uno potrebbe dire? Perché dobbiamo distinguere che cos'è la volontà animica da quella che è la volontà meccanica che tutti i giorni l'essere umano pratica. Ovvero, quando una persona mi saluta, mi è stato insegnato di risalutarla, cosa buona e giusta. Quella volontà che però ha fatto sì che io rispondessi al saluto è una volontà meccanica, perché è influenzata da uno stimolo interno. Quando io sento la fame come stimolo, mi preparo qualcosa da mangiare e lì ho uno stimolo interiore e che muove la mia volontà. Quando la volontà viene influenzata non è volontà animica, ma è una volontà di riflesso che fondamentalmente è meccanica. Per accedere alla volontà, e qua ci vuole proprio l'essere umano che si mette in moto per comprendere che cosa sia in se stesso la volontà, devo eseguire un'azione che però non sia
stata mossa da uno stimolo esteriore o interiore a me stesso. Quindi ad esempio, se una persona pratica il silenzio e la calma interiore, ok, cioè lo vuole fare proprio lui senza nessuno stimolo, ok, il fatto di innanzitutto bloccare un automatismo come la mente, che quindi silenzio interiore si intende appunto il fatto che la mente non pensa pensieri automatici, e già il fatto che si contrappone a questa cosa crea un attrito. Questo attrito produce quel calore famoso animico che poi è il germe, diciamo così, della volontà. Quindi la volontà, che si intende come facoltà animico-spirituale, è un'azione mossa dall'anima umana. Quando un uomo, in questo periodo storico, siamo molto distanti da questo tipo di evoluzione, infatti la volontà non è nemmeno percepita, per quello si dice che in occultismo o in esoterismo l'uomo ne ha pochissima coscienza, cioè ha la stessa coscienza di sonno nella percezione della volontà, perché non la vede proprio, anche perché non riesce a metterla in moto. A livello di regione del corpo, la volontà riguarda il ventre e gli arti, le braccia e le gambe. Il ventre per quanto riguarda tutti i processi di metabolismo e di ricambio, che infatti non sono mossi contro la nostra volontà, e proprio per questo non ne abbiamo nessuna coscienza. Sappiamo che digeriamo, anzi ne abbiamo coscienza solo quando come dire, una parte del nostro stomaco, magari dell'intestino, magari è ammalata, ma dei processi si muove quasi come fosse un automatismo. È proprio per questo fatto, perché la volontà non è accessibile a meno che l'uomo non la smuova a livello animico. All'uomo non è dato di percepirla, nemmeno nella propria interiorità. Quindi e quando l'uomo arriverà a un tipo di evoluzione, o un uomo che è già rarissimi, che sono già capaci di metterla in atto in questo periodo, l'agire senza nessuno stimolo interiore o esteriore porta l'uomo ad agire con giustizia divina, che è questa la facoltà spirituale animica che dà la volontà quando viene praticata dall'essere umano. Quindi, ricapitolando, abbiamo nel pensare la libertà, nel sentire, come dire, il bello e il brutto a livello di risonanza, e la fratellanza quando viene permeato appunto dall'amore, e quando la volontà deriva solo da una spinta interiore, cioè dell'anima umana, l'essere umano è in grado di muoversi nel mondo materiale secondo giustizia divina, diciamo. Ecco. Queste sono è un po' un sunto delle tre facoltà animico-spirituali dell'uomo spirituale. Naturalmente sul video vi lascio anche l'articolo dove ho riassunto queste cose e dove ho fatto anche dei piccoli schemi in maniera che uno possa, comprendo che non sono argomenti facili, anche perché sono di natura praticamente astratta e interiore, però così è, cioè nel senso non ci sono riferimenti di tipo materiali, ma ci sono riferimenti solo a livello interiore. Quindi quello che dico fondamentalmente può essere compreso solo se uno ne ha fatto esperienza e quell'esperienza l'ha compresa. Comunque all'interno dell'articolo, se il video non è stato abbastanza esaustivo, potete leggerlo con calma e capire appunto meglio quanto ho trattato in questo video. Vi auguro una buona giornata e alla prossima pillola. Ciao!